I sistemi perturbati che provengono da nord provocheranno nevicate anche a quote basse, quindi 5, 700, 1000 metri, quindi molto basse. Neve fin quasi in pianura. Si preannuncia invernale il primo fine settimana di maggio. Una situazione meteorologica complicata che manterrà il maltempo e soprattutto il freddo per sabato, domenica e gran parte di lunedì prossimo. Grandine questa mattina su Valdobbiadene, fulmini, saette a Badoere, pioggia intensa. Che cosa sta succedendo? Sì, sistemi perturbati particolarmente complessi che nello stesso momento fanno affluire aria fresca e aria umida, aria più calda. Ecco, lo scontro proprio da queste due masse d'aria che hanno caratteristiche diverse, poi un riscaldamento, ormai è primavera, anche se solo sulla carta sembra, dà vita a dei fenomeni anche intensi che sono più tipici dell'estate quando fa più caldo e arriva aria più fresca. Quindi abbiamo precipitazioni diffuse ma anche a carattere temporalesco e localmente anche di una certa intensità. Situazione che andrà migliorando non prima del lunedì inoltrato. Un miglioramento poi per lunedì graduale, inizialmente ancora instabilità e poi un miglioramento, ma anche questo non è significativo, non starà a significare un miglioramento definitivo, ma solo anche questa una pausa. E per chi aveva già fatto il cambio armadi, il consiglio di ritirare fuori maglioncini e felpe. Temperature che si abbassano di molto, si parla di minime intorno ai 5 gradi, le massime in pianura non più di 14-15 gradi.